La parrocchiale che si erge nel centro storico di Meduna di Livenza fu consacrata nel 1545 ed è dedicata a San Giovanni Battista. È un edificio semplice a pianta rettangolare con unica navata. Il presbiterio è inusualmente orientato verso ponente. Fu edificata per volontà della comunità medunese, sicuramente con la partecipazione dei nobili Michiel, reggenti il capitanato di Meduna e qui residenti. Gli stessi Michiel sono sepolti in chiesa, nella tomba di famiglia, oggi coperta dalla moderna pavimentazione. Di particolare rilievo sono le opere pittoriche custodite all'interno, tra le quali spiccano 3 pale e un'imponente Ultima Cena. La prima pala raffigura i santi Pietro e Antonio che affiancano la Madonna in gloria con il bambino. Ai piedi della Vergine altri 2 santi, Nicolò e Giacomo, venerati a Meduna fin dai tempi remoti e titolari di 2 chiese oggi scomparse. L'opera è attribuita al pittore Silvestro Arnosti da Ceneda. Nel mezzo, la pala che ornava l'altare maggiore e rappresentante il battesimo di Cristo, con il santo eponimo nell'atto di battezzare. Come la precedente è cinquecentesca e in questo caso la mano sarebbe di Pietro Damini. Di maggior fattura la terza pala, nella quale si può ammirare la Sacra Famiglia e il Battista, sorretti da alcuni angeli, rivolgenti l'attenzione al committente, assorto in preghiera in basso a destra. Dei loro busti è anche l'Ultima Cena, che si trova nella parete opposta. Un quadro di notevoli dimensioni che rappresenta Gesù al centro di una tavola imbandita, circondato dagli apostoli, intenti a parlare fra loro, in un contesto emotivo turbato, probabilmente dall'annuncio del Cristo, che a breve sarebbe stato tradito da uno dei 12. I Tintoretto vanno datati 1545, ossia in occasione della consacrazione della chiesa, mentre la committenza va certamente ricercata tra i componenti della famiglia Michiel, unici in grado di commissionare le opere al giovane artista veneziano.